Caro Giorgio, mi piacerebbe che un giorno lontano qualcuno possa farti leggere questa lettera. Avevi i piedini e le manine gelate. Abbiamo alzato il riscaldamento al massimo. Mentre Marco ripartiva, ti ho preso in braccio e ti ho posato al mio petto. L'ho scritta perché mi piacerebbe molto che un giorno Giorgio mi conoscesse. Queste parole forse il piccolo Giorgio le potrà rileggere quando sarà grande, così potrà conoscere la persona che lo ha preso in braccio, riscaldato, salvandogli la vita, la persona da cui ha ricevuto il nome. Giorgia Cavallaro è l'infermiera che insieme ad altri 2 medici era in servizio al pronto soccorso della casa di cura Madonna della Salute di Portoviro la mattina in cui il piccolo Giorgio, a poche ore dalla nascita, è stato abbandonato in un borsone da tennis fuori dal cimitero di Rosolina. La paura e l'orrore perché all'inizio sembrava che il neonato fosse morto, poi la gioia e la speranza quando invece ha iniziato a piangere. L'ho portato immediatamente in ambulanza e lì ho fatto la prima valutazione facendogli l'indice di Apgar che era assolutamente ottimale. Il bambino era ancora un po' umido, quindi l'abbiamo asciugato, l'abbiamo messo in un lenzuolo sterile, gli abbiamo clampato il cordone ombelicale. Un esserino piccolo ma con una forza enorme, riscaldato, coperto e accarezzato da Giorgia, si è aggrappato alla vita e oggi sbatte i suoi piedini dentro la culla nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo. Giorgia, 35 anni, sa che quel piccolo fagottino è entrato in modo così rocambolesco nel suo cuore e vi rimarrà per sempre. Lei vorrebbe adottarlo, ma sono molte le persone che già stanno facendo richiesta. È un complimento che va fatto al sistema sanitario nostro, della nostra regione, del nostro Polesine, dei nostri operatori che anche in una situazione così eccezionale hanno dimostrato un'altissima professionalità. Una domanda su tutte che non ha risposta: come si fa ad abbandonare un bimbo così piccolo a poche ore dal parto? Ma per questo neonato, a cui qualcuno voleva negare l'amore di una famiglia, invece si potrebbe trovare presto una mamma e un papà pronti a prendersi cura di lui. Lui, un piccolo miracolo, salvato anche dalla guida da Formula 1 di Marco Marangon. Quando ho acceso le sirene da Rosolina per recarmi all'ospedale di Adria con il bimbo, mi hanno detto: guarda, hai acceso le sirene, ha fatto un sussulto come per diciamo svegliato ancora di più su quello che era l'accaduto, ecco. E sono stato, fra parentesi, contento. E mentre Giorgio riceve amore, coccole e cure, i carabinieri stanno proseguendo le indagini per identificare la madre. Incontrarti in un futuro. Sarebbe bello vedere come sei diventato. Ti auguro di diventare un uomo con dei valori positivi, uno disposto a qualunque sacrificio per proteggere il proprio bambino. Ciao Giorgio.